Se io carrozziere decido che per mancanza di lavoro, per mancanza di mia volontà voglio chiudere bottega, lo voglio decidere io e non chiuderla perché è un decreto legge che va a favore delle compagnie di assicurazione, me lo impone. Per quanto riguarda il costo della manodopera, dovrà essere quello aziendale validato dai tecnici, da chi ci segue, e non quello imposto al ribasso. E vi vado a ricordare una battuta, permettetemi, che nell'inizio Novecento in Italia avevamo grandi latifondisti e un sacco di braccianti agricoli. L'agricoltura italiana era il fanalino di coda perché la manodopera costava poco e non veniva investita nessuna lira nel settore economico. Noi non potremo più, se vanno avanti queste cose, investire in tecnologia, dunque andranno anche i costruttori di attrezzature al ribasso, ma nemmeno formare i nostri dipendenti con le tecnologie che stanno venendo avanti adesso e che da anni ci sono. Pertanto la tariffa deve essere quella aziendale che dia una giusta remunerazione. Noi non siamo mai andati a imporre alle compagnie una polizza al ribasso. Loro hanno deciso di aumentare in maniera misurata le polizze, adesso ti dicono io ti do un vantaggio in più sull'automobilista, sul guidatore, però aumentano ancora la polizza, ci mettono la scatola nera a tutto scapito della privacy e ti dicono se vai dal mio carrozziere ti fai uno sconto, se vai dal mio carrozziere ti dà la garanzia, perché noi no. La garanzia è prevista dal lavoro commissario Monti obbligatoriamente per 2 anni e la dovevamo dare anche sui ricambi che a noi come possessori di partita IVA avevamo. 1 anno a noi, 2 anni al nostro cliente. L'abbiamo fatto. Emissioni della fattura è regola, è la legge. Non è che la compagnia abbia scoperto l'acqua calda. L'emissione di un documento fiscale è previsto dalla legge italiana. La domanda è se chiuderanno metà di queste 17.000 carrozzerie con questi 110.000 disoccupati in più. Il governo avrà un ritorno economico dalle tasse, saremo ancora congrui e coerenti.